Amici di Sportisiri, dalla voce di Francesco Cammucca e dalle immagini che vi arrivano dal Paloreto di Palermo, siamo pronti a raccontare Mistral Palermo Via Grande, 17ª giornata del campionato di Serie B Girone H di Futsal, una partita molto importante per entrambe le squadre, anche in virtù di quello che è successo nella giornata di ieri, perché ieri si è aperto il turno di campionato con un risultato abbastanza sorpreso, ovvero sia il successo della Gallinese nel derby calabrese contro la Nausicaa, successo che obbliga gli ospiti, il Via Grande, a cercare la vittoria o quantomeno un risultato positivo, ma obbliga soprattutto il Mistral di coach Marco Cappello a cercare un successo che farebbe accorciare sensibilmente le distanze proprio rispetto ai calabresi della Nausicaa, che attualmente occupano il secondo posto in un duello al vertice, in una sfida al vertice che improvvisamente si è fatta molto trafficata, considerando che ci sono 4 squadre ancora potenzialmente in lizza per il titolo e di conseguenza per la promozione in Serie A2, considerando che oltre al già citato Mistral e alla già citata Nausicaa ci sono ovviamente la capolista Cus Palermo, che oggi riposa, e l'Adrano, che naturalmente cercherà di fare tesoro di questo doppio episodio sulla carta favorevole, ovvero sia il riposo della capolista della squadra di coach Antonio Gallo e anche la sconfitta appunto della Nausicaa, di cui ho abbondantemente parlato in sede di presentazione. Ma intanto pronti per vivere questa partita con le consuete divise, quella tutta nera con bande laterali bianche sulle maniche della maglia per il Mistral Palermo e font dorati, maglia, calzoncini e calzettoni bianchi con inserti blu e rossi su maglia e calzoncini per il Via Grande, che dà il primo giro al pallone gestito subito in avanti. Qui la Torre lascia sfilare perché la sfera si perde direttamente oltre la linea di fondo, allora andrà Ciccio Di Liberto alla battuta a completare il quintetto. Oltre al già citato La Torre ci sono Capitan Marco Di Maria, Salvo Muro, che in questo momento è in possesso della palla, e Andrea Dell'Aria, che adesso se la fa recapitare dal suo numero 8. Dall'altra parte a breve anche il quintetto del Via Grande, allenato da coach Dario Di Stefano, con in porta con la maglia numero 24 Stefano Romeo, poi a completare il quintetto col numero 19 Di Mauro, col numero 9 Brancato, col numero 10 Juan Polcan e col numero 13 Foti. Intanto a terra sembrava essere, sì, a terra Murò, subito medicato, e allora spazio anche già per un cambio dopo 35 secondi effettivi di gioco, e con l'azione che può riprendere con una rimessa in favore del Via Grande, battuta subito in avanti, colpo di testa dell'aria, poi scambio con Di Maria, ancora l'ex Cus Palermo, e alla fine Di Maria che mette fuori per evitare guai. C'è spazio per Andrés Arellano Fuentes, maglia numero 10, per il giocatore arrivato a stagione in corso, lo spagnolo, che si è reso protagonista tra l'altro a proposito dell'ultimo impegno del Mistral, ovvero sia il pareggio ottenuto, l'ultimo impegno casalingo della squadra di Cappello, con l'assist per la rete del 3-3 finale realizzata da Claudio La Torre. Squadra che si è rinforzata, il Mistral, alla luce anche di quanto accaduto in altre realtà cittadine, mentre qui intanto perde una brutta palla il portiere. Allora attenzione alla Torre che si invola, la scivolata vincente e decisiva da parte del numero 10 della formazione etnea. Si tratta di Polcan, dopo l'uscita avventata, avventurosa e sbagliata da parte di Romeo. Dicevo Fuentes, protagonista proprio nell'azione finale, che abbiamo anche documentato con un reel pubblicato sul nostro profilo Instagram, oltre che fatto anche il giro d'Italia attraverso la pagina ufficiale del Mistral, questa giocata da parte del numero 10 per il numero 9 della compagine in tenuta nera, che qui si difende. Polcan sbaglia il tocco e allora riconquista proprio Fuentes. Di Maria alla Torre, cerca verticale dell'aria, servizio per Di Maria, la palla forse alzata in calcio d'angolo da Di Mauro, anzi da Romeo, scusate. E dunque prima occasione per il Mistral Palermo,
che adesso può andare all'esecuzione dell'angolo con Di Maria, lo schema dell'aria, salvataggio da parte di Polkan. E rimessa, sono trascorsi neanche 2 minuti dall'inizio della gara. Di Maria, Fuentes viene incontro dell'aria, la palla non è per lui, allora dell'aria si sfila, palla per Di Maria, 1 contro 1, Di Maria sterzata, poi scarico, Fuentes a dell'aria, poi passaggio sbagliato, allora attenzione perché può ripartire il Viagrande, va giù senza subire fallo Foti, e allora dovrebbe essere fallo laterale per il Mistral con dell'aria che raccoglie la palla ed è pronto alla battuta. Servizio per Marco Di Maria, capitano da quest'anno del sodalizio palermitano, il sodalizio del presidente Masotto. Fuentes non sa a chi darla, va da Di Maria che gli si fa incontro, poi indietreggia con la sfera tra i piedi e poi va a bloccare dopo il servizio per dell'aria. Poi la palla torna a Di Maria che pasticcia un po', alla fine riconquista palla dopo l'attacco di Brancato. Allora Fuentes chiama il movimento alla Torre e lo serve, 1 contro 1 di La Torre, lo guarda dritto negli occhi Di Mauro, poi il servizio che non arriva a destinazione perché Di Maria non è partito, e allora il rinvio con le mani da parte di Romeo, a terra Polkan, scontro con dell'aria e mister Di Stefano chiede lumi anche dalla panchina, Capitan Guglielmino chiede maggiore attenzione ai 2 arbitri. Si rialza Juan Polkan, la rimessa sarà per il Viagrande con Polkan che appoggia indietro Di Mauro, palla fuori con deviazione di Liberto, angolo per il Viagrande. Si fa viva la squadra etnea per questa battuta dall'angolo, è uno schema per la conclusione che attraversa tutto lo specchio della porta da parte di Brancato, e allora si riparte dal fondo, si riparte dal fallo laterale che ha attraversato tutta l'area, la conclusione del numero 9 in tenuta bianca. Fuentes prova ad accelerare, scivolata di Polkan che non riesce a tenere la palla in campo, rimessa Mistral, un po' di indecisione da parte del primo arbitro. La Torre, la virata, fermato subito dalla Torre, allora attenzione alla ripartenza da parte del Viagrande, fermato subito però nella sua avanzata Foti, dall'altra parte Di Maria, calcia Di Maria, incrocia troppo, palla fuori, cerca di dare anche ritmo, cerca di dare intensità dalla panchina Marco Cappello, mentre intanto c'è la fuga di Di Mauro dall'altra parte. La Torre lo ferma subito, poi il tunnel di La Torre che si libera, evita anche l'intervento di Brancato e corre Fuentes, scarico per dell'aria, se la sistema dell'aria, serie di finte, finge ancora il tiro, poi mancino a cercare dentro i compagni, c'è Di Maria che viene però fermato e allora corre Brancato dall'altra parte, lo ferma Di Maria, rimessa Viagrande. Rimessa per Foti, poi Di Mauro col servizio laterale a cercare Polkan, poi sbilanciato forse Brancato che reclama il fallo, non è di questo avviso il primo arbitro, chiede ancora intensità Marco Cappello che ritrova Salvo Murosi, è ripreso evidentemente il numero 8 che qui però sbaglia il passaggio per Marco Di Maria. 4:20 sul cronometro già giocati, permane l'equilibrio, sta cercando di prendere le misure all'avversario il Mistral, dall'altra parte Viagrande che agisce con calma cercando di gestire i ritmi. Ora Foti viene incontro Polkan, la palla è per lui, suolata e tacco intercettato dalla Torre, poi ancora cercato Foti che non tiene la palla in campo secondo il primo arbitro, e allora sarà fallo laterale davanti alla panchina ospite per il Mistral.
formazione rafforzata e ringiovanita e anche palermitanizzata ancora di più, quella del Mistral, con gli arrivi in particolare dei due fratelli Orlando. Tanto Muro chiede di cambiare il pallone, o meglio mette la palla fuori, va gonfiato quantomeno, e quindi palla restituita dal Via Grande nella persona di Polkan. E allora Muro può avanzare questa volta con la palla buona. Di Maria per Dell'Aria, la torre suolata, Dell'Aria, il miracolo sulla sua sinistra da parte dell'estremo difensore ospite Romeo, angolo per il Mistral. Dell'Aria alla battuta dell'angolo, Muro ancora per Dell'Aria che ha spazio per avanzare, sbaglia però il primo controllo, e allora Foti alla calcia addosso guadagna una sempre preziosa rimessa che verrà eseguita proprio dal 13, ma con la palla in movimento, e allora si riparte dallo stesso punto ma con la palla al Mistral, e chiama già lo schema Capitan Di Maria. Ricordiamo che in contemporanea, in corso di svolgimento dallo stadio Giorgio Matranga di Castellammare del Golfo, Castellammare Folgore Castelvetrano, Eccellenza Girone A, turno numero 22, con la telecronaca di Nandolo Monaco. La Torre, tiro ribattuto, poi palla messa fuori, non è riuscito a tenerla in campo Di Mauro. Allora sempre in zona d'attacco il Mistral con questo fallo laterale. Di Maria, serie di riccioli, serie di blocchi, la palla arriva a Muro, Muro fronteggia Polkan che lo ferma, ancora rimessa, adesso cerca di cingere d'assedio gli avversari il Mistral, alla ricerca del varco giusto, attenzione alla palla persa, Foti va giù, fallo di Di Maria, giallo per il capitano, primo fallo della partita, 5,5 nel cronometro del primo tempo, primo fallo e anche primo giallo del match. Naturalmente detto della diretta di Castellammare Folgore Castelvetrano, naturalmente promemoria importante anche per seguire con gli occhi e con le orecchie, perché no, la sfida tra Palermo e Virtus Entella di Serie B, ma anche attenzione a Giuliano Trapani di Serie C. Occhio per il calcio di punizione prima, Foti va a calciare, colpisce in pieno la Torre. Foti va a puntare, Foti si defila, lo spinge via Muro che riconquista, poi c'è il tocco, non c'è volontarietà, allora di Liberto lungo dalla Torre, troppo lungo. Tanto c'è a terra Foti. Cenni di intesa con Dell'Aria che nel frattempo lascia il posto a Thomas La Barbera. Allora si può riprendere, 5 minuti 42 secondi. La Torre ha riconquistato per il Mistral, la Torre sbilanciato, palla che va fuori, rimessa Mistral, scontro tra numeri 9 con Brancato. Altro Palermo che l'ha già sbloccata col gol di Joel Poyampalo, e chi se non lui. Mentre torniamo in cronaca, Di Maria, palla per la Torre, Muro, Di Maria va a puntare Brancato, Di Maria serie di finte, non c'è luce per il tiro, allora ancora si muove Di Maria che guadagna qualche centimetro, alla fine viene murato proprio dal 9, prova a correre Polkan, fermato da Di Maria che riconquista.
Muro ancora per il suo capitano, che prova a caricarsi la squadra sulle spalle. La Barbera punta, poi torna da Muro. Intanto si registra anche l'ingresso in campo di La Rosa nel via grande, maglia 7 per lui. Di Maria, La Torre mastica il tiro che arriva docile dalle parti di Romeo. Poi ancora La Torre a pressare, la Barbera riconquista, subisce fallo, no, lo commette secondo l'arbitro, giallo per la Barbera anche. Decisione in questo caso lascia un po' perplessi. La Barbera sembrava essere arrivato in anticipo, in realtà a quanto pare è intervenuto fallosamente su La Rosa, mentre intanto altro debutto in partita proprio del capitano Guglielmino, maglia 11 per il via grande. Prime rotazioni per coach Di Stefano, quando sono trascorsi quasi 7 minuti dall'inizio della partita. Sempre 0-0, qui la Barbera col tentativo di recupero, la palla arriva in qualche modo ancora alla Barbera dopo lo scambio un po' farraginoso con Mendola, che adesso riceve. Mendola per Di Maria, Mendola che ha preso il posto di La Torre in campo, ancora l'ex Meta Catania, tocco per Muro, Di Maria quasi la perde, in qualche modo se la sistema, tocco per Muro, alza la pressione il via grande, poi Mendola servito bene da Diliberto. La Barbera al piccolo trotto, sempre puntando Guglielmino, palla per Mendola che non può arrivare. Tanto dialogo tra Marco Cappello ed il cronometrista, qui tentativo di aggancio volante di Marco Di Maria, che poi chiede a Muro di chiamarlo quando è da solo e quando può controllare con calma. Intanto palla messa fuori dalla Barbera contro Colotti, altro nuovo ingresso dalla panca, maglia numero 17 per quello che sembra essere uno dei pivot a disposizione di coach Di Stefano. Intanto Polkan, la respinta di Mendola sarà ancora rimessa per la squadra etnea. Polkan, palla per Guglielmino, costretto ad alleggerire indietro. Il rilancio di Romeo sulle mani del suo collega Diliberto, che anticipa Guglielmino sullo stacco aereo. Di Maria, Muro, la tiene la Barbera. Mendola prova a girarsi dall'attacco di Colotti. Fuentes appena rientrato in campo, Fuentes salta La Rosa, uscita di Romeo al confine della sua area di competenza e poi va a fiondare in avanti, ma non c'è ancora nessuno da trovare e da cercare se non Ciccio Diliberto, che la appoggia per Salvo Muro. Verticale Mendola, subito aggredito da Guglielmino, che gli porta via la palla e guadagna anche la rimessa. Qui un po' leggerino a dispetto della stazza fisica il giocatore in maglia 27 del Mistral. Il rilancio lungo di Romeo, ancora Diliberto in anticipo e poi va subito a fiondare dall'altra parte per Muro, troppo lunga. Pressa alto il Mistral su questa uscita palla, La Rosa cerca Colotti, non lo trova e allora riconquista il Mistral, che qui ha colto l'attimo giusto per alzare il pressing. Muro per la Barbera, per avanzare al piccolo trotto, aspetta nella sua metà campo il via grande. Fuentes scambia con la Barbera, poi Muro va a puntare Colotti, Muro, serie di finte, Muro, Colotti non si sposta e gliela porta via e allora riparte per un 3 contro 2 il via grande. Polkan, la palla dentro per il tocco di La Rosa, che la spedisce fuori a tu per tu con Diliberto. Occasionissima per Giuliano La Rosa e palla che si spegne fuori, occasione quasi a metà
del primo tempo, 9 minuti 40, 9 minuti 17, anzi adesso 18 secondi trascorsi. Qui Muro riesce a saltare Polkan, calcia col destro, deviato da Colotti, si sblocca la partita in maniera casuale, segna Muro, ma Colotti partecipa in maniera involontaria all'1-0 del Mistral. E proprio dopo aver rischiato enormemente di andare sotto, il Mistral passa a condurre, gol che da tabellino andrà a Muro, ma chiaramente su quella palla c'è scritto il nome di Colotti, attore involontario protagonista della traiettoria. E dunque passa a condurre la squadra di Marco Cappello. Colotti prova subito a rifarsi, body check con la Barbera, poi riconquista Colotti! La palla esce di nulla, forse ha toccato anche il palo, vicino al pari il Viagrande, time out Cappello. Altro Mistral che con questo gol si porta a 30 punti in classifica. Al momento solo 3 le lunghezze di ritardo dalla capolista Cus, che tra l'altro qui in tribuna al Paloreto è ben rappresentata. Chiaramente turno di riposo per la squadra di Antonio Gallo, che inevitabilmente viene a spizzare, viene a dare un'occhiata a quello che stanno facendo i rivali cittadini, nonché rivali a questo punto a pieno titolo per la corsa, per la lotta che vale un posto in paradiso, un posto in A2. Fin qui sfida bellissima che coinvolge 4 squadre in ordine per il momento di graduatoria: Cus, Nausicaa, Adrano e Mistral. Ricordiamo, mancano ancora 5 giornate, c'è chi deve ancora riposare, c'è chi lo ha già fatto. Muro invece, a proposito di riposare, non ne vuole sapere, se la fa tutta quasi in coast to coast. Guglielmino prova a correre, Colotti gliela ridà, palla fuori. Intanto debutta in partita con la maglia numero 8 Carmeci nel Viagrande. Ricordo, prossimo turno il numero 18 di campionato, il Mistral andrà a fare visita proprio alla Nausicaa e il Viagrande ospiterà proprio l'Adrano nel derby etneo. Cus Palermo che tornerà sul parquet per affrontare l'Arcobaleno Ispica in una sfida che non è mai scontata contro la squadra ispicana. Ricordo, prossima partita in casa per il Mistral, sabato 28 febbraio contro il Polistena. Naturalmente la potrete vedere sul canale YouTube di Sportisili, così come tutte le altre partite casalinghe della squadra di Marco Cappello, che adesso insiste. La Barbera va da Fuentes e poi si toglie. Ancora Fuentes, serie di finte dello spagnolo che viene falciato da Carmeci e arriva il primo fischio contro la formazione etnea. 2 falli a 1 per il momento.
Dunque 2-1 il conto, mentre si prepara in panchina dell'area. C'è la punizione, Fuentes per Di Maria, la vuole giocare al piede questa punizione il Mistral, anche perché non c'erano sbocchi di Liberto per Fuentes, che aggancia subito aggredito da Guglielmino. Ricomincia da Salvo Murò, poi la Barbera, ancora Murò, Fuentes. Si muove Di Maria in posizione di pivot adesso, anche se si muove tantissimo il capitano del Mistral. Fuentes cambia banda, va da Murò a destra, la Barbera, Di Maria, ancora per l'ex Villaurea che si affida a Murò. Di Maria, Fuentes, ancora Di Maria, ancora Murò, e ancora il possesso palla tortuoso e avvolgente da parte del Mistral, quasi a invitare l'avanzata il Viagrande. La giocata c'era stata per Di Maria, che ha perso però l'attimo. Murò va dalla Barbera, che chiamava la palla tutto solo più indietro, da ultimo uomo. Ancora Murò, scambio con Di Maria, poi scambio con Fuentes. 7,5 da giocare nel primo tempo. Regge per il momento il gol di Murò con deviazione decisiva di Colotti. Tanto è tornato La Rosa proprio al posto di Colotti nel Viagrande, che ha ancora il time out a disposizione per questo primo tempo. Qui non si chiude il triangolo, ma ancora Di Maria, chiamato in causa dalla Barbera, senza successo però. Carmeci lungo, La Rosa non può arrivare, arriva invece facilmente Ciccio Di Liberto. Tanto torna dell'aria al posto di La Barbera, pronto a tornare anche La Torre, mentre Fuentes al piccolo trotto. Serie di finte di Fuentes, che gioca col pallone, poi va da Murò, ora Di Maria, ora dell'aria, trattenuto da Carmeci, che rischia il fischio. In ogni caso palla al Mistral con Fuentes, che finge di andare verticale. La palla Di Maria la trova adesso, pressato dell'aria. Di Maria, ancora per l'ex Real Termini, che va di Maria, la fa scendere il capitano, salta Colotti con un gran numero. Di Maria sul fondo, tocco di Guglielmino, poi tocco con un braccio da parte di Marco Di Maria, ed è time out chiesto dal Viagrande. 6,11 da giocare, 1-0 Mistral finora. Dunque non ci sono più time out per i prossimi 6 minuti e 11 secondi di primo tempo. Ricordo ancora una volta il vantaggio firmato da Salvo Murò in collaborazione con Colotti, che ha deviato la sua conclusione dalla distanza. Ricordo anche che si è sbloccata la partita del Barbera col gol di Joel Poyampalo, quindi Palermo 1-0 in Serie C. Avanti il Trapani all'intervallo a Giuliano, gol di Motok. Sempre per aggiornarvi su quello che sta succedendo su tutti gli altri campi di tutti gli altri sport, come di consueto la casa dello sport siciliano, Sportisili. Fuentes, serie di finte, Fuentes al limite quasi. Ancora Fuentes, porta a spasso gli avversari, finta il tiro, Fuentes, ribattuto, poi Murò, ribattuto anche lui, dovrebbe essere fallo laterale, così è. Con Foti che va a sbattere sul muro innalzato da Fuentes e dal secondo arbitro. La Torre, che nel frattempo è tornato in campo
Muro sempre a dirigere l'orchestra da dietro, serve Dell'Aria, La Torre, Dell'Aria, Muro, Fuentes, dalla sua zolla preferita per andare a puntare Foti, La Torre, ben pressato da Carmeci, che non spende il fallo, guadagna anche fallo laterale, a 5 minuti esatti dalla fine del primo tempo. Spalle alla porta Brancato, aggredito da Dell'Aria che usa tutti i mezzi per fermarlo, alla fine c'è il fallo e il giallo per Andrea Dell'Aria, quarto fallo Mistral, calcio di punizione per la formazione guidata da Di Stefano che richiama in campo Polcan. La sensazione che il rimprovero di coach Cappello sia più per il suo giocatore che non una lamentela per la decisione arbitrale. Dell'Aria molto energico fin dall'inizio dell'azione sul suo avversario, poi ha completato l'opera commettendo fallo e concedendo una pericolosa punizione al Viagrande. E sulla palla c'è Foti, fischia l'arbitro. Foti è uno schema per chiamare in causa addirittura Romeo, che va a calciare, Di Liberto a sua volta la para e la calcia fuori, non di molto. Guadagna un fallo laterale Salvo Muro. Qui ci ha provato Di Liberto, uno che in carriera ha già fatto gol di questo tipo. La Torre, Muro, Dell'Aria, La Torre, ancora Dell'Aria, prova a spezzare il raddoppio, va dal suo numero 9, si lotta ancora, Brancato passa, non passa perché c'è Fuentes, ancora Dell'Aria, qui chiede un fallo, non è di questo avviso la coppia arbitrale, allora si riparte con Foti che può avanzare al piccolo dotto, guarda anche la porta, finta il tiro, gliela fa sbattere addosso La Torre, buona giocata difensiva qui del 9, giocatore più di sacrificio, classico pivot più di sacrificio che non dalle spiccate doti offensive, poi per carità la palla la butta dentro con piacere. Qui ottima giocata con Fuentes, l'uscita sul cucchiaino del numero 10 da parte di Romeo che salva la porta mettendo la manina destra lì dove stava passando il pallone, qui invece bordata di Muro che finisce direttamente sul muro dietro alla porta di Romeo. Polcan praticamente sempre in campo il 10. Brancato non riesce a controllare dopo il body check con Muro, poi protesta per la spinta ai danni da parte del numero 8 in maglia nera. Dell'Aria qui cerca il contatto con Brancato, lo trova giallo, gestione dei cartellini un po' eccessiva probabilmente da parte dei due arbitri. Praticamente 4 ammoniti su 6 falli commessi, una partita sicuramente per nulla cattiva perché comunque 6 falli commessi in quasi un tempo, siamo a 3:42 dalla sirena che porta all'intervallo, quindi forse una gestione un po' estrema dei provvedimenti disciplinari, ma intanto occhio alla punizione con Dell'Aria che la lascia a Muro. Muro calcia, questa volta la deviazione va verso fuori e allora sarà calcio d'angolo per il Mistral con la palla sul primo palo. Dell'Aria con la porta spalancata la manda fuori, poi interviene di testa ma rigioca il Viagrande. Brancato sempre spalla alla porta, cerca di tenerla, non la tiene, non ottiene neanche la rimessa. Insorge il numero 9, insorge anche la panchina etnea, difficile da vedere anche per me da queste parti perché ci sono i manifesti pubblicitari a ostruire la visione in quel punto. Fuentes prova a passare, non ci riesce, rimessa e cambio per il numero 10 che lascia il posto a Di Maria per questo finale di frazione. Guglielmino, Romeo che opta per il lancio, ma è uno schema che non ha portato neanche un frutto
al via grande, quello di andare lungo dal portiere verso i vari pivot che si sono susseguiti in questa prima metà di gara ormai. Tanto torna la rosa al posto di Brancato, che evidentemente non ne ha più. Qui il direttore di gara che fa rispettare il punto di esecuzione del cambio. Guglielmino cerca e trova Polkan, lo ferma Muro, rimessa via grande, siamo negli ultimi 3 minuti di gioco. Foti, Muro, aggressivo ma regolare, e allora può andare a campo aperto il Mistral. Muro, la palla per Di Maria, ancora Muro, si è chiuso il via grande, allora Muro prova a calciare in maniera estemporanea, para Romeo. Rimessa per Marco Di Maria con Dell'Aria che chiama lo schema e poi riceve, quindi schema che non va a buon fine. Muro da fermo contro Polkan, Dell'Aria sterza su Foti e si libera, poi prova a farla passare per Di Maria che in qualche modo riceve. Muro, La Torre la fa passare per Dell'Aria che non riesce a dare la palla di ritorno, poi Foti riceve, salta Dell'Aria, non salta La Torre. Sulla palla c'è Foti a 2:13 dalla fine del primo tempo. Polkan contro Muro, se ne va Guglielmino dopo aver fintato il blocco, palla dall'altra parte, intercetta Di Maria, prova a ripartire il Mistral, sbaglia però Dell'Aria e allora Polkan può andare da solo, pensa anche al tiro, decide di scaricare, la rosa dentro, non arriva Guglielmino sul secondo. Qui l'ha orchestrata bene la ripartenza del via grande, è mancato il tocco finale e si salva ancora il Mistral con Muro che predica calma, poi dirige la sfera su Dell'Aria. La Torre sempre spalla alla porta, ultimi 100 secondi del primo tempo, anche trattenuto La Torre, la scarica su Di Maria. Muro camminando avanza, guadagna centimetri il numero 8 Di Maria, la prova a fare passare, poi in qualche modo La Torre riceve, aggredito alla rosa, verticale per Di Maria, si gira Di Maria, serie di virate, Foti la mette in angolo. Angolo Mistral con la palla a scavalcare, Dell'Aria mastica il tiro, poi Romeo, scontro con Di Maria, calcio di punizione. Sembrava più uno scontro fortuito con vero e proprio fallo, però l'arbitro ha optato per il fallo, che è anche il quinto per il Mistral, almeno se così è stato segnalato, sì. E quindi 68 secondi alla fine, con il brivido del rischio del quinto fallo e del rischio del tiro libero. Qui fallo di Foti su Dell'Aria non fischiato, in qualche modo Muro la dirige sulla Torre che lotta, la tiene, resiste ad una carica e va. La Torre affrontato, vince un altro rimpallo, poi viene fermato. Foti corre, Di Maria intercetta praticamente da fermo, poi La Torre per Muro che può avanzare, 3 contro 2 Mistral. Muro la serve a Dell'Aria, Dell'Aria Di Maria preso in controtempo, Di Maria la tiene in qualche modo, Di Maria se l'è inventato Marco Di Maria, 39 secondi all'intervallo e 2-0 Mistral. Una ripartenza che sembrava più facile da realizzare che da sbagliare, per poco non la mandava in fumo la squadra di Cappello, che in qualche modo trova con il suo capitano, con il suo leader, il punto del 2-0. Qui gol tutto di Marco Di Maria, perché è riuscito ad arpionare quella palla e poi a costruirsi da solo il gol. La Torre corre, La Torre incrocia, diventa un assist che però non viene finalizzato, fatica a rialzarsi il numero 9 che adesso viene anche aiutato e quindi sarà fallo laterale comunque per il Mistral, perché c'è stata
la deviazione da parte di Di Mauro. Palleggia il Mistral, Di Maria, dell'aria, La Torre, palla dell'aria che va a calciare, stava arrivando Muro, non l'ha visto Andrea Dell'Aria, ultimi 11 secondi, La Torre non riesce nell'anticipo, allora Foti sul secondo palo, la rosa di Liberto, lo mura e la mette in fallo laterale. Polkan cerca di metterla in mezzo, Di Liberto va addirittura a calciare, la palla va fuori. Ultimi 2 secondi. Con Romeo che alza questa palombella che va direttamente a spegnersi nella metà campo del Mistral, sulla sirena dei primi 20 minuti che si chiudono proprio con il 20, col 2-0 per il Mistral sul Viagrande. Decisivi fin qui il tiro di Muro deviato da Colotti e il 2-0 firmato Marco Di Maria. Noi andiamo in break come di consueto con le immagini targate Sportisili TV e poi torniamo qui dal Polo Reto per il secondo tempo. Sbagliano la battuta, Palermus che sta soffrendo, cross in mezzo al primo palo, attenzione perché la palla passa e arriva il gol di Conforto, una palla che ha praticamente fregato i difensori in maglia nera. Arriva il gol di Segreto, 1-0 Athletic Club. Calcio d'angolo forte in mezzo di testa, Ganci. Un gol incredibile qui la Palermus, anche palla adesso in Grassia che può provare ad andare, palla lunga a cercare Conforto, ottimo il passaggio, ottimo il controllo di Conforto e prova a passare, poi viene buttato giù da Filoreto. Filoreto in ritardo, lì lo tocca, adesso parte Conforto, spiazza il portiere, arriva la doppietta del numero 7 Conforto. Gallo in velocità, prova a partire il contropiede, palla adesso su Ingrassia che prova a puntare l'uomo. Ingrassia si allarga sulla destra, Ingrassia poi colpisce forte il pallone Geraci. Attenzione perché c'è il 5 che ha posizione per tirare, tira un pochettino alto, era giusta l'idea di Luna lì, l'unica occasione forse di tiro che ha avuto la Palermus. La sfrutta in velocità che prova ad andare via, Conforto, frena Conforto, entra in Conforto, poi passaggio a rimorchio il destro e arriva il gol di Vitale, 3-0 Athletic Club, ottima azione creata, subito il pressing dell'Athletic Club con Vitale Ingrassia, attenzione perché sbaglia qui il portiere Ingrassia, arriva il gol 4-0, qui erroraccio di Zerillo da Macchiarella, palla lunga a cercare Ingrassia, di destra riesce a spizzare, c'è Pace in velocità, Pace, è arrivato il gol anche del neoentrato Pace, quasi prevedibile questo gol, ma di oggi arriva a 40. Attenzione perché adesso può andare l'Athletic Club con Vitrano che scivola su questo pallone, non riesce a colpirlo, può provare a mettere in mezzo questo pallone, Palermus che prova a giocare vicino occhio perché si è smarcato bene, può provare ad andare, palla al limite, riesce a passare il destro, tiro velleitario che non impensierisce schiera, Pace corre via, c'è il secondo palo libero, ancora Pace, entra dentro l'area, Pace si allunga fino al fondo campo, poi tenta il tiro cross rasoterra. Fantasista dei bianco-blu, poi Pane con Ledesma di prima, Pisciotta, qui bella giocata, bella trama che libera Pierce, al tiro Pierce, sparacchia sopra la traversa, ma che bella azione qui del Camarat. Cuffaro con il cross, il velo di Osvaldo, la palla poi torna da lui, c'è Pierce, spalla alla porta, Pierce controlla, va giù, palla che finisce, buona per Guadalupe! Kevin Guadalupe, vantaggio Camarat, ma qui grande lavoro di Nacho Pierce che fa da Vaccaro, allora palla lunga a cercare di scatenare i cavalli di Ba, poi Noto, è tutto regolare, Noto strozza la conclusione, ma qui le proteste per un fallo antecedente
rimessa per Tarantino, pallone in aria, colpo di testa a mettere fuori, attenzione al controllo e al tiro, deviato da parte del numero 7 Colantoni, blocca Dolenti. Guadalupo si propone Osvaldo, la palla è per lui, scambia ancora un Guadalupo che cambia fronte, va da Pierce, posizione regolare di Nacio Pierce che mette in mezzo il pallone, prova ad arrivare Osvaldo, c'è sul secondo palo Pisciotta, Di Paola apre il compasso e salva. Pisciotta, qui lo scambio con Guadalupo che riesce, Guadalupo ha un pensiero di calciare verso la porta, Di Paola, calcio d'angolo. Intanto battuta lunga, colpo di testa, Ledesma nel posto giusto, al momento giusto, 4-0, Matteo Ledesma. L'argentino con la giocata, la palla messa in mezzo, Pisciotta tenta la sforbiciata, la palla rimane lì, Guadalupo la sistema, Pane! Michele Pane, Karel Tris, il Camarat, poco prima della fine del primo tempo, ancora in gol, il playmaker piemontese. Colpo di testa di Caronia, Pisciotta! Palla fuori, non di molto. Quello di Cruciata, intanto prova a passare Guerreiro. Guerreiro lato corto, palla in mezzo, Pierce! Mancava solo lui! Ecco Nacio Pierce! 4-0 Camera! Tutto chiuso, Ledesma prova nuovamente a bucare le linee del Castellammare. Gran giocata intanto di Pisciotta, sinistro! Palla fuori, gli sta mancando solo il gol. Arbitro per questa punizione per il Camarat, Di Marco, bella palla che non viene però controllata da nessun compagno, ma l'arbitro mette i 3 fischi, è finita la partita, il Camarat batte il Castellammare con un netto 4-0, continua la corsa, continua il sogno dei montanari che adesso vedono sempre più concreta la zona playoff. Buon pomeriggio a tutti amici di Sportisidi e benvenuti qui dal Favazza di Terrasini, dove è in procinto di iniziare la gara tra Terrasini Mundi e Gemini. Un saluto qui da Gabriele Rispetta, anzi hanno quella grinta in più. Adesso occhio attacco, ottima idea, qui c'è un'altra volta il pallone fermato solo sulla linea e c'è il vantaggio del Terrasini con il tiro da parte del capitano, da parte del numero 9 De Luca, è arrivato nel corso del mercato di dicembre e segna la terza rete del suo campionato con la maglia del Terrasini. Allora può battere il Terrasini, corto con Aprile al limite, Aprile ancora al controllo del pallone, il numero 7 che prova il destro, Demiere sicurissimo, andare lontano Secter a cercare Lio, poi Mondino può andare, Mondino! Troppo tenue il sinistro e il numero 26 che poi appoggia a Owusu, ancora Reina, il tocco di Mondino, c'è Berry, lo scambio, Mondino è in aria, ancora lui, Mondino! Ferrone e De Gregorio, va al centro Mondino con lo stacco di Owusu a cercare Lio, ancora lui, Lio, il tacco per Perrone, la parata di Lafata. C'è al centro a vuoto Owusu, attenzione a Colle, in rovesciata addirittura chiude il Terrasini, ma c'è ancora Owusu, pallone che rimane lì, Owusu arriva poi il sinistro di Stassi. Nel corso del secondo tempo qua De Luca mantiene buono il pallone, Mangiacavallo apre ancora per Bargione, può andare il 10, cross che arriva al centro, tutti a vuoto, la toccata Viviano, batte il Gemini con questo pallone che arriva, poi c'è Stassi in aria, arriva il gol, ha segnato il capitano, proprio lui, proprio Messineo, ma è alta la bandierina, è alta la bandierina, fuori gioco credo di Stassi in occasione della sponda. Secter col mancino allontana a cercare un'altra volta l'arrivo di Colley,
Non c'è niente per il signor Provenzano. Becca, prova il destro. Adesso occhio a Terrasini che riparte, è spaccato in due il Gemini, ancora Mangiacavallo, De Luca deve aprire, lo fa per Bargione, pallone timido, arriva comunque al 10, ancora Bargione, prova l'esterno, bloccato, Bargione in aria, Bargione la giocata, apre per De Luca che aspetta, a rimorchio arriva Mangiacavallo e De Miere si impegna ed evita il calcio d'angolo, anzi no. Gioca nuovamente il pallone il Gemini, si innalza un campanile, prova a metterlo giù Obusu, Shanko. Tutto pronto per la ripresa del gioco qui al Pala Oreto di Palermo, secondo tempo di Mistral Palermo Via Grande, partita che riprende in questo istante con la squadra in maglia nera, in tenuta nera, in vantaggio per 2-0. Ricordo le reti messe a segno da Murò con una conclusione deviata in maniera decisiva da Colotti e da Marco Di Maria proprio nel finale della frazione. Si ripresenta in campo con Diliberto, Murò, Dell'Aria, La Torre e Di Maria. Il Mistral Palermo, d'altra parte il portiere Romeo, poi Di Mauro con Polcan, La Rosa e a completare il quintetto il numero 9 Brancato per la squadra di coach Di Stefano, che chiaramente deve cercare di recuperare, tra l'altro, come dicevo anche nel corso del primo tempo, in particolare dopo il gol che ha sbloccato la partita, il Mistral in questo momento sarebbe a -3 dal primo posto a parità di partite, con in mezzo naturalmente Nausicaa e Adrano che sarà il prossimo avversario del Via Grande, Nausicaa che invece sarà in terra calabra il prossimo avversario del Mistral. La Torre, praticamente 1 minuto e mezzo di giro palla da parte del Mistral, con il Via Grande che attende lì. Di Maria non la tiene, la sarà rimessa per La Rosa. Polcan prova a passare in mezzo a due, tocco per La Rosa, in mezzo Diliberto la tiene e poi prova a fare partire Di Maria, sono già in 3 del Mistral, occhio alla Torre che può avanzare al piccolo trotto, Di Maria, accanto c'è Murò, la parata di Romeo a negare il 3-0 al Mistral. E ora riparte il Via Grande, ma Di Maria ferma tutto, poi riesce anche a tenere la palla in campo, Di Maria avanza, lo ferma Di Mauro. Polcan, la palla per La Rosa che prova a puntare, La Rosa evita dell'aria e calcia, Diliberto la blocca. Si è andati abbastanza lisci nel primo tempo al Pala Oreto, pochissime interruzioni, 6 falli sono arrivati, da questi falli sono derivati addirittura 4 cartellini gialli. Dell'area Di Maria, La Barbera e Brancato. Dell'area, palla per Di Maria, ora La Torre al piccolo trotto contro Di Mauro, converge, viene fermato dal numero 18 in maglia bianca, rimessa. Mistral non vuole accelerare, Diliberto che arriva pian pianino a prendere la palla, a servirla a Marco Di Maria che andrà ad effettuare la rimessa su Murò. Eccolo Murò pressato, deve andarla ad arpionare La Torre che poi innesca Di Maria, l'uscita di Romeo proprio sui piedi del capitano del Mistral, dell'autore del gol del 2-0. Romeo portiere classe 2005, sicuramente buon talento, ha anche fatto qualche parata importante. Qui fallo di Brancato su Dell'Area, il primo fischio di questo secondo tempo
a vantaggio del Mistral che ha già rimesso in gioco. La Torre. Muro affronta Polkan, poi dell'aria La Torre pressato da dietro Di Mauro col fallo. Secondo fallo commesso dal Viagrande, qui protesta sia Polkan sia Di Mauro che ha commesso il fallo. Muro, Di Maria, palla per La Torre, prova a ruotare, prova a muoversi il Mistral, adesso palla sotto, La Torre prova a girarla ma non trova la porta. Qui occhio al movimento perché Di Mauro si è lanciato, Di Mauro prova ad andare dentro, lo ferma, bravo La Torre anche dall'altra parte. Di Maria, Muro voleva la palla dell'aria, Muro prova a servirlo, ma nel frattempo si è chiuso il Viagranta che cerca di ripartire con l'avanzata di Polkan in ginocchio di Liberto e non dalla sua fidanzata per San Valentino, ma per rubare il pallone e metterlo in fallo laterale. La Rosa cerca Brancato, lo spinge via La Torre, si gioca ancora, poi il contatto, fallo di La Torre, adesso sì, calcio di punizione. Due falli commessi dal Viagrande, uno commesso dal Mistral dopo poco meno di 5 minuti, 4,46 giocati in questa ripresa al Pala. Oreto prendere in corsa Polkan con una discreta convinzione di andare per i pali, barriera scomposta, c'è un rombo tra la palla e i pali, fischia l'arbitro. Polkan con la rincorsa lunga, il tiro deviato da Muro, la accorcia il Viagrande, da una parte la fortuna per Muro, dall'altra la sfortuna per Muro che se la butta dentro. 2-1. Si rammarica, non potrebbe essere altrimenti il numero 8, ma si sono ribaltate le cose. Qui intanto scaramucce Polkan Muro. Si torna a giocare col Viagrande nuovamente a -1. Di Maria sbaglia il tocco per Mendola che stava stringendo, tanto torna Foti al posto di La Rosa nel Viagrande, che adesso alza anche Romeo per questa rimessa. La palla va lunga per Brancato, in qualche modo l'arpiona contro Di Maria, maglie che si allungano, Di Maria gliela porta via, rimessa per il Viagrande. Polkan suolata, chiude Mendola, ancora rimessa per gli ospiti che adesso ci credono, adesso spingono. Foti 1 contro 1 con Muro, ancora Foti, serie di finte, allunga Foti, Muro lo chiude, poi Di Maria rischiando qualcosa, arriva Di Liberto, poi si lotta e Di Liberto alla fine la prende, non c'è stato nessun tocco volontario e allora Di Liberto va a prendere con le mani e andare a Di Maria, dalla squadra dell'aria, in mezzo a due. Qui ancora Polkan che polemizza, questa volta con Dell'Aria. E
E Cappello che parla con i suoi anche per non farsi irretire da queste situazioni, perché ci sono anche 3 ammonizioni già sul collotto del Mistral. Mendola, suolata dell'area, fermato da Polkan, rimessa Mistral, protesta dell'area. Adesso partita che diventa più intensa, diventa più accesa. Con Di Maria per la rimessa, Muro fronteggia, Muro la porta sul sinistro, poi se la allunga. Sarà rinvio dal fondo. Qui Muro con Polkan, giallo. Attenzione perché si accende la partita. Qui ancora Di Mauro che va a fronteggiare Muro, giallo per Di Mauro, abbastanza gratuito oserei dire per il numero 19. Muro viene allontanato. Qui attenzione perché Di Mauro è andato addirittura nella panchina e si becca il cartellino rosso. 2 sciocchezze incredibili da parte di Di Mauro in una situazione in cui non era minimamente coinvolto. È andato prima a farsi giustizia da solo con Muro, poi è andato addirittura dalla panchina del Mistral. 2 stupidaggini da parte di Di Mauro, stupidaggini da parte del numero 19 che se ne va negli spogliatoi. E qui ancora, io non lo sto inquadrando perché veramente non ha minimamente senso inquadrarlo, ma Di Mauro sta continuando a polemizzare da fuori. E addirittura interviene coach Di Stefano, lo vedete, a dire a Di Mauro vattene negli spogliatoi. Di Stefano è imbufalito col suo giocatore ed ha tutte le ragioni del mondo per esserlo, perché ha fatto una sciocchezza, una sciocchezza. Una situazione che sarebbe conclusa col giallo a Muro e con la ripresa del gioco col calcio di punizione in favore del Viagrande. Invece Viagrande si è visto complicare le cose da un suo tesserato, da un suo giocatore che si è andato ad inserire in una contesa che non lo vedeva minimamente coinvolto. Qui intanto le proteste da parte della panchina, c'è un cartellino giallo per, credo, D'Aquino, che è il dirigente accompagnatore. È entrato in partita Alessandro Sciacca, maglia numero 29. Polkan continua a parlare, però tutto nasce dalle scaramusce precedenti tra Polkan e Muro. Polkan ha ottenuto quello che voleva, ovvero far ammonire Muro, poi però l'effetto domino ha portato all'espulsione di un suo compagno di squadra. Ripeto, sciocchezza clamorosa da parte di Di Mauro. Tanto ancora si parla con le 2 panchine e col cronometrista che chiama il primo arbitro. Adesso la palla ce l'ha il Viagrande, 13:58 da giocare, allo scoccare del meno 11:58 alla fine potrà tornare in parità numerica il Viagrande, a meno che non arrivi prima un gol dall'una o dall'altra parte. Fuentes con la Barbera, Mendola e Di Maria a completare il quartetto. Dall'altra parte La Rosa, Polkan e il già citato Sciacca. Di Maria, Fuentes, la Barbera, Di Maria, Fuentes, Di Maria, la Barbera, Mendola. Adesso gira palla in via perimetrale il Mistral, alla ricerca del varco giusto. Fuentes, la Barbera, Mendola, la Barbera. C'è la deviazione di Sciacca a togliere la palla dalla porta, sarà angolo. Di Maria per Fuentes, la Barbera, Di Maria fronteggia, palla per Fuentes, si chiude il Viagrande, Fuentes! La risolve lui!
con la girata vincente, sorpreso Romeo, e arriva il 3-1 del Mistral. Allora torna la parità numerica, ma soprattutto tornano i 2 gol di vantaggio per la squadra di Marco Cappello, con Foti che riguadagna il campo. C'è anche Guglielmino, c'è anche La Rosa, è rimasto Polkan. Dall'altra parte mantiene il quintetto, nonostante non ci sia più la situazione di power play, chiamiamolo power play, il Mistral. Quindi ancora dentro Fuentes con Mendola, con Di Maria, con La Barbera davanti a Diliberto. 7 minuti e 15 secondi sono stati giocati in questa ripresa. C'è un angolo per il Viagrande con Foti, e qui diciamo che la frittata si è completata per il Viagrande, perché, ripeto, da una situazione cercata, ma ci sta nel futsal, sono cose che succedono, di provare a punzecchiare un avversario per cercare l'ammonizione per guadagnare un fallo, e chi fa futsal sa quanto guadagnare un calcio di punizione diretto sia importante. Poi alla fine il Viagrande, che ha cercato di trarne profitto, ne è rimasto danneggiato, perché si è visto perdere un giocatore per una sciocchezza incredibile, e poi ha beccato anche gol. Fuentes, la Mendola, ancora Fuentes, interviene Polkan, angolo con Di Maria che chiama lo schema. 12:22 da giocare qui al Paloreto, e Di Maria che chiama anche Diliberto. Varca la metà campo, quindi non ha più limiti temporali. Va da Di Maria, sbaglia. Romeo cerca e trova Foti contro Fuentes. Foti, palla per La Rosa, fermato tra l'altro, non so se è un errore o se proprio non c'è stato il fischio arbitrale. Il contatto che ha portato all'ammonizione di Murò e che di fatto ha scatenato tutto il resto non è stato neanche rubricato come fallo, quindi semplicemente uno scontro, forse perché la palla non era ancora stata rimessa in gioco. Qui la giocata di Polkan, verticale, chiude La Barbera, rimessa Viagrande che torna a spingere alla ricerca del gol del nuovo -1. Polkan torna su Romeo, quindi in power play il Viagrande adesso. Polkan da fermo, Guglielmino è l'ultimo uomo adesso. Verticale, La Rosa, bene per Romeo. Romeo prova ad andare dentro, La Barbera mette in fallo laterale. Polkan. Romeo appoggia Guglielmino che torna dal suo portiere, pressato, prova ad alzare un po' adesso il Mistral, costringe all'errore Guglielmino, errore da fretta perché bisognava affrettare la giocata, erano avanzati a pressare Fuentes e Di Maria, mentre torna La Torre al posto di Mendola. La Torre, spinto via a piene mani da Guglielmino, si gioca. La Rosa contro La Barbera, La Rosa gliela sposta ancora, La Rosa, la palla per Guglielmino, contatto e rigore per il Viagrande. E dunque tiro di rigore per il Viagrande. Altro momento importante della partita. 9 minuti esatti sono stati giocati. E si porta Polkan sulla palla. Polkan contro Diliberto. Si muove Diliberto sulla sua linea di porta, fischia l'arbitro. Polkan contro Diliberto, Polkan sinistro, spacca la porta il numero 10 del Viagrande, che si porta nuovamente a -1 con il suo numero 10. (3-2) al Paloreto.
torna al minimo scarto il Viagrande, qui Fuentes, giocatona per la Barbera, direttamente dal calcio di ripresa del gioco, 4-2 Mistral, fa sentire forte il suo ruggito Thomas La Barbera. Ma qui Fuentes con la giocatona di suola da fuori classe vero, manda al bar mezza Viagrande e manda in porta il suo numero 21. Sono passati 8 secondi naturalmente di gioco effettivo dal rigore di Polkan e la Barbera dice no, si torna indietro, si torna a -2, ma ancora Polkan tira male. Diliberto cerca la Torre, lo trova, la Torre prova a tenerla, lo carica Guglielmino, viene raddoppiato, la Torre giù, fallo di Guglielmino. E qui il cronometrista segna il fallo, non ha segnato il fallo da rigore, ma a memoria sono 2 i falli del Mistral e non uno solo, perché c'è stato il fallo iniziale all'inizio del tempo, quello della punizione per capirci di Polkan, che però non è stata pericolosa, e poi il fallo da rigore, quindi 2 i falli commessi dal Mistral fin qui, 3 i falli commessi dal Viagrande, quando siamo praticamente a metà del secondo tempo, 10 minuti e 22 da giocare. Diliberto lungo, Fuentes con l'aggancio, la tiene il 10, sempre Fuentes contro la Rosa che si accovaccia per andarla a marcare per togliere il riferimento. Dell'aria, la Torre anticipa ancora Guglielmino e scarica a Murò. Fin qui esemplari le giocate spalle alla porta di La Torre. Sempre la Rosa ingobbito davanti ai suoi avversari per marcare. Dell'aria, scucchiaia per la Torre, questa volta prova ad andare fronte alla porta, la Torre! Super gol! La Torre fa 5 per il Mistral, qui se l'è inventato tutto, ma che gol ha fatto! Il primo +3 della partita del Mistral. Qui per la prima volta, forse dall'inizio della partita, la Torre ha attaccato direttamente dopo il controllo. Si è girato e ha fatto partire una saetta piegando le mani a Romeo, +3 Mistral, e ora Montagna decisamente più ripida per la squadra ospite, che qui rischia di perdere palla in power play. Il Viagrande tocca Dell'Aria che prova addirittura a calciare, non riesce nemmeno a varcare quasi il centrocampo, torna ad attaccare con l'uomo in più, che in questo caso è il portiere, la squadra di Di Stefano. Polkan dentro, Diliberto la riconquista, prova a calciare, e il suo pane è questo! La palla esce di nulla. Qui attenzione, ancora la palla recuperata, fallo, il quarto da parte del Viagrande. Tanto corretto giustamente dal qui presente commissario, il fallo da rigore non cumula, quindi è stato giusto tenere un fallo commesso dal Mistral. Sono invece 4 i falli, mi scuso per l'informazione errata data in telecronaca prima, quindi 4-1, il conteggio è corretto. E dunque si riprende e si prosegue, 9 minuti da giocare, 5-2 Mistral, adesso sulle ali e l'entusiasmo, fallo forse su Murò da parte di Guglielmino, palla messa comunque in fallo laterale. Fuentes va a puntare, Fuentes che accelera sempre, Fuentes si incrocia col sinistro, Romeo para, non si autolancia, va direttamente dai compagni, da Carmeci in particolare, tiro smorzato che viene controllato definitivamente da Diliberto. Murò resiste a Foti,
La Torre. Qui voleva lasciata la palla dell'aria, la Torre invece va da solo contro Polkan, ma si trascina la sfera oltre la linea laterale. Ancora in power play il Viagrande. Guglielmino intercetta Fuentes che guarda la porta che è ancora vuota. La Torre corre senza cercarla. La Torre può andare all'altra parte dove c'è Muro. Fermato il suo tiro da Guglielmino. E allora occhio all'altra parte. Polkan fronteggia Polkan. Respinto anche questo da Dell'Aria. Adesso Di Maria torna in campo, torna sul parquet. Pronto anche Mendola per subentrare a Fuentes. Foti per Polkan. Serie di finte, Polkan sterza, Polkan palla dentro, Carmeci di Liberto chiude le gambe. Guglielmino ancora per il suo numero 8, serie di tocchi. Dovrebbe essere calcio d'angolo, sì. Va Polkan con la palla messa dentro, Carmeci incrocia, alla fine la palla riconquista Mendola che prova a correre, lungolinea c'è Dell'Aria, dall'altra parte c'è Muro, Dell'Aria va da lui ma interviene Romeo prima, allora prova a ripartire dall'altra parte il Viagrande con Carmeci che corre, avanza l'8, Mendola lo rimonta, poi la palla torna indietro, Foti ancora per l'8 che tira, ancora Mendola a respingere e poi la mette in fallo laterale, qualche centimetro più in là il 27, come a dire l'ultima parola la voglio io. Polkan al piccolo trotto, questa volta Romeo rimane nella sua metà campo. Foti punta, Foti converge e calcio di Liberto, come l'ha tolta e come l'ha messa in angolo. L'angolo ancora per Polkan, dentro Guglielmino, non trova compagni ma c'è stata la deviazione e allora è rimessa. Guglielmino prova a passare dal centro, viene fermato e allora prova a ripartire Muro. Dell'Aria fermato, chiama time out la panchina del Viagrande, 6:48 da giocare, il punteggio lo vedete sia su che un po' più in basso, 5-2. Anzi vi mostro il crono che è meglio, anzi no, era suonata la sirena del time out, invece si gioca. Palla intanto avanti, Di Liberto in qualche modo la controlla, non era facile, va da Mendola che prova ad anticipare, alla fine tocca su Guglielmino, voleva la palla rasoterra l'ex Meta Catania. Qui Carmeci aggira Dell'Aria che lo stende, secondo fallo commesso dal Mistral, questa volta sì. Qui la giocata, Carmeci stoppato da Dell'Aria, sembra quasi tirare un po' il fiato in questo momento il Mistral, conclusione di Polkan messa sul palo da Di Liberto, dall'altra parte Muro accelera per Di Maria che non arriva. Polkan prova ad avanzare, ultimi 6 minuti di partita in arrivo, ancora Polkan, tocca a Carmeci, lungolinea, Guglielmino incrocia e questo è un bellissimo gol da parte di Guglielmino. 5-3, non molla il Viagrande, chiama time out Cappello.
Qui evidentemente non ha gradito la giocata facile Cappello, andato via troppo liberamente il capitano del Viagrande. Termina, almeno dopo il fischio da parte del direttore di gara, il minuto di sospensione per Marco Cappello, che intanto manda a scaldare entrambi i fratelli Orlando, sia Giacomo sia Antonino, mentre torna a sedersi in panchina Mendola, torna sul parquet del Paloreto La Torre. Dall'altra parte insiste con lo stesso quintetto Di Stefano, quindi sempre con Guglielmino, Foti, Carmeci e Polkan, quasi insostituibile il 10 fin qui. Qui La Torre in qualche modo prova ad arpionarla dell'area, la tiene in campo La Torre, Fuentes prova a puntare Polkan, duello tra 10, Di Maria, Fuentes prova a fronteggiare contro Guglielmino, praticamente l'ultimo Guglielmino, Fuentes perde il rimpallo con Foti, poi è rimessa per il Mistral. La Torre, Di Maria, La Torre va a puntare sempre Guglielmino, Fuentes anticipato da Carmeci, poi Foti va giù in maniera troppo facile, allora l'arbitro non lo premia, ma occhio a Carmeci dall'altra parte, punta, c'è Fuentes però che lo ferma col fisico. La Torre vuole la palla di ritorno, Fuentes arriva adesso, Fuentes in estirata su Romeo in uscita che lo ferma. C'è l'anticipo su Dell'Aria, protesta in maniera abbastanza soft la panchina del Viagrande. Fuentes, Dell'Aria, La Torre, Dell'Aria, ancora La Torre, non tocca Carmeci, allora rimessa per il Viagrande. Qui eccessivamente fiscale il primo arbitro sulle modalità di cambio, perché la rosa doveva entrare dentro le tacche per poi andare a battere la rimessa che era un metro più avanti. Torna col power play il Viagrande. Foti da ultimo uomo qui riesce col controllo a seguire Foti, sgambettato dalla Torre, punizione e giallo. e 18, terzo fallo commesso dal Mistral, sempre 4 quelli commessi dal Viagrande. E sulla palla c'è sempre Polkan, ancora una volta barriera scomposta come in occasione del gol del momentaneo 2-1. Rincorsa lunga per Polkan, fischia l'arbitro, parte Polkan che inquadra ancora il primo palo e stavolta lo scheggia. Lungo di Liberto dalla Barbera che è appena tornato in campo, la tiene, la scarica indietro, non può giocarla di Liberto, allora corre Di Maria. Fuentes scucchiaiata, forse un tocco di mano, non secondo il primo arbitro, e allora riconquista il Viagrande
Polkan, è salito Romeo in maniera particolarmente aggressiva, adesso va col quinto uomo il Viagrande. 3,47 da giocare, se la vuole giocare il Viagrande, a -2. Romeo va dentro, la parata sulla rosa, poi Fuentes, attenzione perché è buona, ed è buona! Gol di Fuentes, doppietta personale, la spazzata migliore della sua carriera, vale il 6-3. Doppietta personale per lo spagnolo, che rimette un mattoncino importante per la vittoria possibile, sempre più probabile, dei suoi, ma occhio perché il futsal è uno sport diabolico. Qui intanto il recupero di La Barbera, fermato ancora La Barbera, insiste La Barbera ancora da solo, chiude Romeo in uscita. Volto nuovo ed è il numero 20 Pane Bianco per il Viagrande, che qui butta via la palla. 3,15 da giocare, inizia a sentire un buon profumino di vittoria il Mistral, che 2 settimane fa su questo parquet ha bloccato Ladrano e ha in un certo senso dato qualche piccola speranziella di poter lottare per il primato, da assoluta sorpresa, possiamo dirlo, di questo campionato. Tanto Tony Orlando debutta in partita, suolata qui per La Barbera, la connection dei tempi del Villaure che si riaccende. Murò, La Barbera, Fuentes prova a puntare, accelera sulla rosa, Fuentes lo salta, Fuentes va dentro Romeo. Angolo Mistral, 160 secondi da giocare. Murò, Orlando, Murò, La Barbera. La Barbera col dribbling su Pane Bianco, poi la tiene, Carmeci lo travolge, calcio di punizione, quinto fallo commesso dal Viagrande. Ora ogni fischio contro i bianchi sarà tiro libero. Murò per Fuentes, converge Fuentes, serie di finte, Fuentes, scarico, La Barbera, Murò, ancora Fuentes, anticipato questa volta, poi calcione, calcio di punizione e quarto fallo commesso dal Mistral. Intanto debutta in partita anche Giacomo Orlando. Mentre si prepara a rientrare anche Mendola. Carmeci protegge contro Giacomo Orlando, la perde ma subisce fallo. E quinto fallo anche dall'altra parte, ultimi 2 minuti senza più bonus. Era a 3 il Mistral, nel giro di pochi secondi il fallo di Fuentes e quello di Giacomo Orlando. C'è timeout chiesto al Viagrande, 2 minuti 2 secondi.
Tanto non ci sono più timeout disponibili per questa partita. Esaurito anche il Viagrande, il suo bonus. E allora piazzato per la squadra di Di Stefano, che non vuole mollare fino alla fine. E ora con questa punizione rimane in porta Romeo, quindi non la giocano in power play, evidentemente vanno direttamente per i pali, anzi no. C'è Foti, converge e calcia, deviazione, colpo di testa di Pane Bianco che di fatto si nega un angolo e regala rimessa agli avversari. Murò cerca Giacomo Orlando che la tiene sulla carica, poi Tony Orlando, salta un avversario, trattenuta, tiro libero e cartellino giallo per la rosa. E lo vuole tirare proprio Tony Orlando. Cerca la prima soddisfazione qui al Paloreto. Un altro Tony Orlando con due scarpe diverse, fischia l'arbitro. La lunga rincorsa, avanza Romeo, Romeo gli nega il gol. E allora si continua, 103 secondi alla fine. La Barbera. Orlando vuole la palla in post, come si dice nel basket, poi non arriva con Foti con l'anticipa, tunnel anche sulla Barbera, esce di Liberto che prova ad accelerare, va dalla Barbera, il dribbling sulla rosa, la Barbera, finta ancora, la Barbera, Romeo, bravissimo a restare in piedi fino alla fine, poi spaccata di Orlando. Occhio qui, la palla lunga che non arriva alla rosa, ultimo minuto in arrivo. Qui Murò vince il rimpallo, salta anche Foti, resiste anche alla carica. Murò va dentro, deviazione che agevola l'intervento di Romeo. Poi occhio all'avanzata di La Rosa. La Rosa calcia, protegge il primo palo di Liberto, angolo per il Viagrande che fino alla fine insiste. Pallone scucchiaiato indietro, c'è Foti che va a puntare Giacomo Orlando, conclusione murata, arriva Tony Orlando che prova a correre, adesso viene rimontato agli avversari, allora saggiamente ricomincia. Poi preso in controtempo il compagno, attenzione a Tony Orlando che salta l'avversario, lo stende Romeo. Vediamo se è rigore o tiro libero, sicuramente è rosso per Romeo. Da capire se è rigore o se è tiro libero, perché il piede di Romeo sembrava quasi al limite. Dovrebbe toccare a Raciti con la maglia numero 90. Sì. E dovrebbe essere punizione, sì, punizione. Era fuori dall'area e allora a questo punto deve essere tiro libero. Chiaramente tiro libero, ma una volta varcata la linea immaginaria
del dischetto del tiro libero si tira naturalmente dal punto di battuta, dal punto di contatto, dal punto in cui è avvenuto il fallo. E allora il tiro libero si batte più avanti con Giacomo Orlando alla battuta. Tutti indietro, tutti fuori da questa altra linea immaginaria. Allora si fischia la rincorsa di Orlando, la respinta Orlando, se lo divora. E allora si rimane 6-3, 25 secondi alla fine, vittoria praticamente in ghiaccio per il Mistral, che mette altri 3 punti in cascina e inizia anche ad intravedere la vetta, che adesso dista solo 3 punti. Orlando va dentro e la ciliegina sulla torta, la mette Vendola. 7 bellezze per il Mistral, che allunga definitivamente e si porta a casa la vittoria. Arriva il sigillo anche per Mendola in quella che dovrebbe essere l'ultima azione della partita. 11 secondi alla sirena, con Ignazio Mangiacavallo che viene chiamato a sedersi. Adesso si rialza, perché adesso partono gli applausi, è finita praticamente la partita, manca solo la sirena finale. Mistral Palermo 7, Via Grande calcio a 5-3. Continua il volo della squadra di Cappello, che non si ferma più e adesso si porta ad una sola vittoria di distacco dal primo posto in classifica. E sabato in casa della Nausicaa può cercare ancora un bottino più grosso per inserirsi definitivamente al ballo delle grandi. Allora dal Paloreto, da Francesco Cammuca è tutto dopo questo terzo tempo. Grazie per averci seguito, appuntamento come sempre alla prossima.